Amici di New Sicilia, buongiorno, benvenuti a questo appuntamento quotidiano. Oggi siamo in compagnia di Roberto Serafino, catanese che dedica la maggior parte della sua vita allo sport, ma che si è rivelato anche un ottimo cantante. Infatti, il suo ultimo progetto prevede la traduzione in maniera più letterale possibile dei brani iconici del rock internazionale tradotti in italiano. Un video che lui ha realizzato è Bohemian Rhapsody. Roberto, perché questo video e raccontaci com'è nato questo progetto? Intanto a tutti, ciao, vi saluto a tutti. Allora, ti spiego come è nato questo video. È stato durante il primo lockdown. E niente, è nato tutto ciò mentre ero in giro con il mio cane Castagna. E quindi, siccome praticamente io in quel frangente ascoltavo parecchia musica e avevo una forte ispirazione, quindi ho detto aspetta un attimo, mi è venuto tra parentesi sentendo anche i Queen quest'idea, e soprattutto su Bohemia. Ho detto aspetta un attimo, ma sa come verrebbe bello, se ci riuscissi ovviamente, a fare una versione italiana di tutto ciò. E quindi da lì un attimino ho messo testa, è stata proprio un'ispirazione. Mi ricordo che ho avuto una sorta di pelle d'oca quando mi è venuta questa ispirazione. Appunto Bohemian Rhapsody è un qualcosa di pazzesco che ha fatto all'epoca Freddie Mercury. Credo che sia stato l'opera più bella in assoluto che abbiano fatto i Queen, sia per quanto riguarda la musica, sia per quanto riguarda appunto il testo, e anche perché sono riusciti a fare con un pezzo, sono riusciti a prendere più tipologie, quindi dal coristico dall'hard rock alla parte operistica, cioè è emozionante davvero questo pezzo. E quello che voleva dire Freddy, allora, che non tutti conoscono appunto, essendo appunto un grande ammiratore e fan suo, sono andato a studiare, a fare delle ricerche perché non è stato semplice capire Bohemian Rhapsody cosa voleva significare, perché se tu vai a leggere la traduzione letterale, che la mia non è una traduzione letterale ma significativa, è un qualcosa che rimani un po' dici ma aspetta un attimo, ma ho capito o non ho capito? Cioè non è molto chiaro il concetto, perché Freddy all'epoca teneva a chiudersi e a non voler farsi capire al 100%. Allora, Bohemian Rhapsody non è altro che una lotta tra il bene e il male che aveva Freddie Mercury per quello che stava passando in quel momento. Veniva da una famiglia aristocratica, comunque non veniva dalla strada, aveva avuto un'ottima educazione, aveva studiato più religioni, e quindi nel momento che è entrato poi a far parte, ovviamente, con una band come i Queen, hanno avuto un grande successo, giustamente come la maggior parte degli artisti, ha avuto un momento dove comunque appunto il denaro, comunque il lusso dà alla testa. Quindi ha voluto miscelare e provare tantissime esperienze, a tal punto che comunque lui soffocava il fatto che comunque lui era gay, non era eterosessuale, anche se stava con una donna che ha amato tantissimo e che purtroppo lottava contro questa sua interiorità che non voleva manifestare verso la sua donna, perché gli piacevano sia gli uomini che le donne. E quindi Bohemia è stato una sorta di, come ti posso dire, di lotta interiore appunto tra il bene e il male, che era nella sua stessa testa, cioè tra il fare quello che ha sempre fatto da piccolo, quindi impostato dalla sua famiglia, avere dei valori e quant'altro, e invece quello che stava facendo attualmente, che non aveva un minimo di valore, ma era tutto quello che stava passando in quel momento della sua vita, che per lui era piacevole, e quindi non sapeva cosa fare, era un po' come il chiedere scusa anche a sua madre. E questa è una cosa importante perché tutti noi, a prescindere poi il tema, ma tutti noi abbiamo una sorta di lotta interiore con noi stessi, fra il bene e il male, perché il male comunque è una cosa inevitabile che abbiamo sempre, nel momento che nasciamo ce l'abbiamo sempre, sono scelte. Un'altra cosa importante che ho fatto è cambiare il passaggio finale di Bohemian Rhapsody.
in quanto lui dice che comunque va del vento, lui lo seguirà. Io ho voluto cambiare questo messaggio e mettere il mio, appunto come dicevo prima sul discorso personale, ovunque mi porti il cuore, che è diverso dal discorso vento, perché il discorso vento lui dice io comunque mi porti il vento, quindi o perdizione o non, io lo seguirò comunque. Io invece ho voluto dare una mia personalità in quello in cui credo, dicendo comunque vada, a prescindere da tutto, io seguirò il cuore e nient'altro. Questa è l'unica cosa che ho cambiato come messaggio, l'ho trovato un po' più vicino a me. Quindi, come dicevo prima, Bohemian Rhapsody è la nostra lotta tra il bene e il male che abbiamo interiormente. A volte può capitare che nei momenti, quando siamo incazzati o qualsiasi cosa, come se sentiamo le vocine, anche se materialmente non esistono, comunque veniamo influenzati da tutto quello che c'è attorno, perché oggi comunque il male diciamo che è molto avanti rispetto al bene, quindi si ascolta più quella parte che il bene. E niente, questo è quello che ho voluto interpretare ed è una cosa che appartiene a tutti comunque. E speriamo sempre di seguire la retta via. Ascolto la musica ovviamente sempre a 360 gradi perché sono cultore per la musica, però vedo che non c'è niente più che mi stimola a livello musicale, quindi ho iniziato a pensare di riprendere un qualcosa di assolutamente meraviglioso come appunto Bohemian Rhapsody e altri pezzi che ci saranno in futuro e appunto ricantarli per dare un omaggio anche appunto all'artista Freddie Mercury, ai Queen e a tutti gli altri che ci saranno per un po' ripristinare diciamo, la vera musica, la vecchia musica, quella che ha fatto la storia, perché oggi gli artisti tendenzialmente sono delle meteore, durano un mese, 2, 3 mesi, dopodiché si eclissano, quindi al contrario appunto di questa musica, degli artisti come Queen, Pink Floyd, ce ne sono tantissimi, questi penso che saranno sempre nella storia e appunto vorrei che i giovani conoscano la vera musica come si intendeva farla una volta. Principalmente il mio è un contributo all'artista che oggi appunto magari viene sentito dai vintage, perché io sono ormai un vintage, piuttosto che dai ragazzi di 20 anni. E io ricordo invece quando ero piccolo e già all'epoca era ancora di moda. Oggi è difficile sentire in radio, forse qualcosa dei Queen, qualcosa di Michael Jackson si sente, però è sempre più difficile. Anticipazione, posso dire che solo che un altro brano dei Queen è un po' più movimentato, non posso dire il titolo perché giustamente è una cosa che io faccio una settimana prima che esce il video, però inizieranno le riprese inizi di giugno, quindi poi fine giugno ci sarà il secondo video e ovviamente poi ce ne saranno altri in sequenza, perché ogni video uscirà a distanza tra un mese e mezzo e quindi non fatto ovviamente con la classica persona che canta col microfono possibilmente da qualche parte, ma fatto ovviamente idealizzato un po', ho voluto miscelare anche parte della mia vita su questo progetto, quindi sto mettendo anche parecchio di me, cioè sono pezzi di artisti ovviamente famosissimi, però sto mettendo la mia personalità, non sto andando a copiare e sto andando a mettere anche una parte della mia vita quando ero piccolo, quindi nei video che vedrete successivamente vedrete anche delle cose che dice ma non c'entra niente col video originale, ma proprio perché comunque lo voglio personalizzare e dare un carattere. E la missione è quella di fare più video possibili, ma soprattutto anche per far crescere la pagina, far crescere i fans, sperando che questo progetto piaccia ovviamente, e ovviamente appunto il momento che avrò un 15 brani inizieremo col mio gruppo comunque a suonarli fuori. Ovviamente dipende tutto dagli ascolti, come primo video appunto su Bohemia già ci sono stati più di 11.000 visualizzazioni una settimana e quindi non è male. Sicuramente questo servirà anche per creare in futuro dei pezzi inediti,
cosa che già ho in programma. Sto facendo una sorta di carriera inversa, sto iniziando a posto di iniziare direttamente con gli inediti, sto iniziando con le cover, per poi fare gli inediti, perché già ci sono gli inediti, non l'ho solo caricati, ma esistono, devo fare il video e quant'altro. Ma ho pensato che l'inedito magari appunto viene visualizzato meno rispetto a una cover di un artista di un certo calibro, e quindi ho iniziato a fare questo colpo di pazzia. Per i prossimi video realizzati da Roberto, mi raccomando, seguiamolo tutti. La pagina si chiama? Allora, Robert Gabriel, Seraphim Trisagion. Gabriel è il nome artistico, Seraphim Trisagion, Serafini erano il coro di Dio, e quindi ho voluto un attimino miscelare e fare questa cosa originale. Ha un senso. Se andate a cercare su Seraphim Trisagion vedete la spiegazione dettagliata, io non ve la dico però, cioè, giusto per cercare. Ci lascia con la curiosità di andare a vedere la pagina. Va bene. Esatto. Grazie Roberto, buon lavoro Grazie e in bocca al lupo. Grazie. Ciao a tutti.